Ragno del Brenta con Pisacane, Rosor Benfenati, poi Regali Montagni, Raboso, Martellini a completare la prima fila, quarti in seconda sono Poldetti, Schiaranardo, Indovenziano Totalo, Vasi Cox, Longo e Rando con Pistone al posto di Romanelli. Partiti perché prima Ragno del Brenta, lo scavalca facile, Rosor che va al comando, di fuori subito Raboso e Regal, e poi incombe anche Rando, partito bene dalla seconda fila con Pistone, il quale cerca con un occhio presso lo steccato, lo fa gradualmente scendere di corsia perché intanto Regal ha scavalcato Rosor. E partito invece ingiusto Ragno del Brenta, rispetto a cavalcare da 5 avversari, 15 secondi di frazione, scurvato largo, Rambo in terza ruota per scavalcare Raboso che cercava presso lo steccato. Adesso se la via di Pistone avrà posto sui pini, Rambo va in percussione interna, vediamo che lo scelti guidatori con Regal che sembra disposta a mollare, Rambo ci spende un po', poi probabilmente passa, però c'è 15-8 che vale anche un pelino meno per lui. Adesso rimane di fuori Raboso, corsa che non si è per niente cristallizzato nelle posizioni, intanto ha preso la via del largo anche Ragno del Brenta che era partito davvero ingiusto e adesso risale. Ancora la frazione in 15-6, c'è stata andatura notevole per i primi 600 di gara, il vero rallentamento arriva adesso al passaggio davanti alle tribune, ma Rambo comunque fa dei passi molto lunghi e quindi un po' inganna il cronometro. Adesso per il rallentamento c'è, 16-4 di frazione, tutti per Pariglie, provava per un attimo di fuori Rondò Veneziano ma rimane ancora alla retroguardia, intanto Raboso perde qualche battuta all'esterno e si riorganizza a 700 alla fine, di Martellini che si libra poi in avanti, Rambo e leader, 16-2 la frazione, poi Regal con di fuori Raboso e quindi Rosor che ha al largo Ragno del Brenta che prosegue nella sua tranquilla risalita. Si va a 500 dalla fine per riallungare in progressione senza grandi strappi, Rambo che si mantiene comunque in vantaggio, frazione in 15-8, Raboso coraggiosamente di fuori, all'interno Regal che ha mandato il leader, poi Ragno del Brenta con all'interno Rosor e via via gli altri. Si profila in terza ruota Ragno del Brenta a cui Zaccaria chiede lo scatto, contemporaneamente c'è la lunga di Rambo che però è richiesto in maniera pesante da Pistone, 15 sopra la curva, Rambo sembra un po' lungo a metà rete d'arrivo, si presenta Ragno del Brenta e può passare facile, Ragno del Brenta, Rambo, Rosor per Varchi a completare la trio tagliando